Un gesto coraggioso quello di Camilla Maccacaro, la giovane veronese che ieri pomeriggio ha salvato la vita ad un'anziana signora. La donna infatti stava per lanciarsi nel canale Biffis a Bussolengo, quando la 24enne, richiamata dalle urla, non ci ha pensato due volte, afferrando la signora e cadendo pericolosamente a pochi centimetri dal canale. È questo il punto in cui Camilla Maccacaro ieri nel primo pomeriggio ha incontrato l'anziana signora. Ho detto ciao, io mi butto. Allora noi ovviamente ci siamo girate, subito abbiamo pensato, ho detto ma sì, lo avrà detto così tanto per dire, però abbiamo visto che accelerava il passo, allora di conseguenza noi ci siamo girate, abbiamo accelerato il passo verso di lei. D'istinto mi è venuto da correrle incontro e quando siamo stati proprio sul bivio l'ho presa e l'ho buttata per terra e mi sono buttata insieme a lei. Subito non me ne sono resa conto, perché come persona io, una ragazza di 20 anni, non avrei mai pensato di riuscire a salvare una vita. Ieri sera quando sono tornata a casa e sono andata a letto ho detto cavolo, però se il destino non avesse voluto che la strada, il ponte di Erce fosse chiuso, che fosse andata lì, non c'era nessuno lì. Ho detto, mi sono sentita bene con me stessa. Ho detto, io nella mia vita sono riuscita a fare qualcosa di buono per un'altra persona. E anni fa in questo paese un signore ha fatto il gesto di Camilla e gli è andato male e continuo a dire, cioè, io le dico sì, sei stata brava, lei ha avuto l'angelo, questa signora, però lei ne ha avuto due angeli che l'hanno protetta, insomma.